Sia pure in coabitazione con un'altra formazione, l'Amat Murialdina continua a mantenere la testa della classifica del girone C della Serie C femminile. La squadra non è però particolarmente giovane e in questo senso sta lavorando alla società. La mia ambizione, l'ambizione della società è sicuramente trovare qualche atleta giovane e la mia ambizione è di allenare un gruppo giovane, perché la mia passione è lavorare nei fondamentali, crescere, vederle nascere queste atlete. Andiamo allora a scoprire cosa vuol dire Murialdina. La polisportiva con il settore calcio ha circa 180 atleti ed una ottantina giocano a pallavolo. Abbiamo la prima divisione, abbiamo la terza divisione, l'Under 18, l'Under 16 e l'Under 14 mini volley. Queste sono le squadre della pallavolo. Le ambizioni della società sono votate perciò al giovanile per regalare un futuro alla prima squadra. Noi crediamo comunque di continuare nel cammino sul giovanile. Gli allenatori che allenano al giovanile sono allenatori tutti qualificati, tutti allenatori che vengono da esperienze comunque già in giro per altre società e quindi non di prima esperienza. Per questo noi cerchiamo anche di allargare il nostro bacino con piccole collaborazioni, come quest'anno abbiamo fatto una piccola collaborazione con il Mortise. Riteniamo che chiunque avesse voglia e avesse anche l'ambizione di fare qualcosa di più sostanzioso possa anche venire a bussare alla nostra porta, perché noi siamo aperti a questi tipi di collaborazioni. In Serie C le cose vanno molto bene, ma a livello giovanile? Sono l'allenatore della prima divisione femminile, è un gruppo neopromosso che quest'anno sta cercando di raggiungere la salvezza nella propria categoria. Faccio parte anche della terza divisione dell'Under 18 come secondo allenatore, dove il primo allenatore è Davide Cavinato, assieme a Franca Ruggeri appunto ci diamo una mano per questo gruppo, che è composto per la maggior parte dalle stesse persone. E anche con loro è un gruppo molto giovane che sta cercando di crescere all'interno appunto della Murialdina. Obiettivo Serie C dunque, e poi a cosa si punta? Sicuramente c'è la formazione personale delle ragazze che vengono ad allenarsi, sia come giocatrici, sia comunque come proprio delle persone. Creiamo un gruppo di persone, questa è la cosa principale, che nella pallavolo riescono a crescere assieme. Scendendo ancora di categoria ed arrivando ai più piccoli, la Murialdina affronta una situazione sicuramente non usuale. Opera infatti nel quartiere di Vianelli e lo fa con passione. Siamo in prima linea, siamo in un settore, in un rione, si dice malfamato, però no. I nostri ragazzi ci giocano, noi cerchiamo di farli giocare più che è possibile. Ecco, questo è il nostro spirito, insomma. Grande spirito di servizio dunque, è doveroso sottolinearlo, e gli sponsor sostengono tutto ciò. Noi possiamo solo continuare la nostra avventura con Amat e con Bata. Dopo ci sono degli altri sponsor minori che ringraziamo, perché sono quelli che ci danno comunque una mano anche nel giovanile. Però è difficile trovare degli sponsor che sposino, non solo che diano un contributo, ma che sposino anche una filosofia, un modo di vedere lo sport. Noi offriamo una C in questo momento sicuramente vincente, una struttura anche sul giovanile che cerca di curare le atlete senza discriminare nessuno, in un quartiere che comunque richiede uno sforzo superiore secondo me agli altri per il tipo comunque di diversità etniche, e quindi anche è quasi un bene sul sociale più che sportivo solo.